Una delegazione formata da circa 60 persone ha potuto ammirare le bellezze monumentali che il territorio del comune di Favara offre. I turisti fanno capo all'Associazione Culturale Sicilia Antica, il movimento che dal 1997 si occupa della tutela e della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali presenti sull'isola. Ad accogliere a Favara è stato l'assessore comunale alla cultura Antonio Patti, che ha assistito all'architetto Carmelo Antinoro, che per l'occasione ha descritto nei dettagli ai presenti i monumenti favaresi. È un momento importante perché Favara si apre e i beni culturali, i beni architettonici di Favara significa anche possibilità di sviluppo turistico e della vocazione turistica che Favara deve avere. Quindi un momento questo importante, una vetrina che apriamo sulla nostra realtà siciliana e quindi Favara diventa sempre più centro di uno sviluppo sicuramente di una vocazione turistica che Favara ha e che deve sviluppare. L'itinerario proposto al gruppo di Sicilia Antica ha toccato l'importante sito archeologico di Contrada Rocca di Stefano, dove è presente un'importante necropoli paleocristiana, e la villa romana di Contrada Saraceno. Poi il gruppo, formato per lo più da archeologi, architetti e semplici cultori delle bellezze monumentali, si è spostato in piazza Cavour, dove, oltre ai palazzi signorili che si affacciano sull'agora cittadina, le loro attenzioni si sono spostate all'interno della chiesa barocca di Maria Santissima del Rosario. La visita in piazza non poteva non concludersi al Castello Chiaramonte, eccezionalmente aperto di domenica. Gli ospiti dell'assessore Patti si sono concessi una pausa pranzo in un ristorante del centro storico favarese. Subito dopo tutti si sono spostati verso il sito mineralogico della Giavolotta. La delegazione di Sicilia Antica era guidata dal vicepresidente regionale Giuseppe Canalella, dal presidente della sezione di Agrigento Filippo Sciacca e dalla presidentessa della sede di Caltanissetta Marina Congiu. Sicilia Antica è un'associazione che si interessa a favorire il processo che riguarda la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici, ma beni intesi diciamo, in senso ancora più largo, quindi beni storici, ambientali, paesaggistici e anche immateriali. E quindi gioco forza oggi in questa città di Favara abbiamo la possibilità di vedere tutti questi aspetti, una città così ricca, anche se per la verità insomma, sarebbe opportuno cercare di rispettare meglio l'ambiente, perché abbiamo visto anche nella zona archeologica dove siamo andati, insomma un pochettino sporca, insomma forse ci vorrebbe un po' una guardiania, qualche cosa che consentisse oltre che al rispetto anche insomma, una maggiore tutela senz'altro insomma. Sì, l'associazione di volontariato Sicilia Antica è attiva da 2 anni ad Agrigento. In questi 2 anni abbiamo avuto un programma abbastanza nutrito di attività culturali, soprattutto mirate alla divulgazione e quindi alla conoscenza del nostro territorio, dei beni culturali che ci sono nel nostro territorio da vari punti di vista. Abbiamo fatto delle conferenze di storia dell'arte, di archeologia, poi degli itinerari come questo di oggi qui a Favara, ne faremo altri sia sempre in zona della provincia di Agrigento, anche per esempio a Sabucino, in provincia di Caltanissetta, e poi dei seminari che sono stati attivati l'anno scorso sulla comunicazione visiva attraverso le immagini, quindi sono attività che hanno riscontrato un buon successo, diciamo, da parte del pubblico. Si rimane veramente estasiati di fronte alla bellezza soprattutto della chiesa della Madonna del Rosario e il castello chiaramontano, che ha ovviamente numerosi punti di contatto con il castello, diciamo, di Mussomeli e anche con la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Caltanissetta, che di recente la soprintendenza sta recuperando. Ho trovato diverse analogie e soprattutto sono contenta di aver portato i soci di Sicilia Antica di Caltanissetta a visitare un angolo di territorio veramente così sconosciuto agli occhi del grande pubblico, quindi mi auguro che veramente queste iniziative, soprattutto in la collaborazione con anche le altre sedi locali di Sicilia Antica, possa incrementare, ecco, e soprattutto portare, valorizzare, ecco, il turismo e comunque anche la conoscenza soprattutto di questi beni culturali nel territorio.